poi anche a distanza di tempo non ho ancora superato la cosa, diciamo. Però la Cassazione le ha dato ragione, è un passo avanti. Guardi, non so cosa dire perché Lei all'inizio aveva subito detto un po' la verità, no, io ho detto almeno sul suo ruolo. Ho detto subito tutto. È stata la prima cosa che ho fatto, perché insomma voglio dire, in coscienza non ero tranquillo, quindi ho detto quello che pensavo. E in quel tutto che ha detto c'è anche che tutti sapevano quello che insomma si faceva. Rimaniamo su. No, guardi, non mi chieda. Però lei aveva raccontato la verità. Io sì, subito. Appena sono arrivato, prima ancora che, forse ancora prima che mi facessero le domande, avevo già anche dato delle risposte. Adesso come vive? Com'è la sua vita, i sentimenti che prova? Niente, ci penso sempre, tutti i giorni, ogni tanto cerco di non pensarci, però pensando alle famiglie, a quello che è successo. Così insomma. È difficile comunque superare una cosa, perché mi sento comunque responsabile. Com'è stato oggi vedere la scena? Non bella. Da provare? Sentire Volevo non vederla, ma purtroppo. E rispetto alla richiesta anche magari di estendere la responsabilità sui controlli, che è uno degli aspetti, cioè si è detto che siete voi quelli che non avete controllato, forse anche qualcun altro non avrebbe dovuto fare anche questa è una cosa che Non posso rispondere. Cosa le ha dato la forza per venire qui oggi? Io prego, è l'unica cosa che faccio, prego. È una cosa importantissima perché anche quello mi dà la possibilità, quando mi sento giù, mi risolleva in sostanza. Io sono cattolico, sono credente, quindi mi attacco a quello. Prega anche per le persone. Certamente, soprattutto prima per loro e poi per me. Perché per me io, insomma, però penso anche alle famiglie, sul resto, insomma è stata pesante, le dico la verità, non pensavo di dover provare una cosa del genere.